Ha investito una donna che camminava lungo via Gravette a Sernaglia della Battaglia la mattina di Natale senza fermarsi a prestarle soccorso nonostante fosse finita in un fossato. Protagonista dell'incidente un automobilista settantenne rintracciato dalla polizia grazie anche alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Poche ore più tardi gli agenti hanno raggiunto l'uomo che ha ammesso le proprie responsabilità. L'anziano è stato denunciato per fuga, omissione di soccorso e lesioni gravi, visto che la donna ha riportato ferite guaribili in più di 40 giorni. Questo è uno dei risultati dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Treviso durante le festività natalizie per garantire la sicurezza su strade e autostrade. Numerose le persone trovate alla guida con un tasso alcolico al di sopra dei limiti di legge. Nello specifico 9 automobilisti sono risultati positivi all'alcol test, di questi 8 sono stati denunciati. Complessivamente 159 le infrazioni contestate, 12 le patenti di guida ritirate, in totale sono stati decurtati 400 punti, mentre le sanzioni amministrative ammontano ad alcune migliaia di euro.